Quella cuciniamo insieme ad Andrea, insalata palermitana a modo mio. Curiosi? E allora, amonin in cucina. E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Quello che vi presenterò oggi è una tipica insalata palermitana, ormai credo sia stata adottata in tutta quanta la Sicilia, ma sicuramente trae origine dalla nostra splendida. Noi andremo oggi ad utilizzare gli scarti del vitello o del manzo, perché anticamente ovviamente tutte le parti nobili, il gioco di parole sembra proprio azzeccato, venivano destinate appunto ai nobili della città e tutti gli scarti davano a un popolo. Ma il popolo si doveva pure ingegnare perché essendo scarti non erano né di facile lavorazione e avevano comunque un sapore abbastanza particolare e comunque sia intenso. Per cui si dovevano ingegnare in cucina. Faccio la premessa, per me i veri chef erano quelli, perché hanno veramente creato cui noi oggi godiamo. Si tratta di, appunto, dicevo, un'insalata di frattaglie. Nello specifico io oggi userò questo tipo di ingredienti che sono un masceddaro, quindi la parte della mascella del bovino, e un carcagnolo. Cos'è il carcagnolo? Il carcagnolo è quella parte terminale della zampa dove esattamente c'è lo zoccolo, che è levato la cosiddetta scarpa, quindi lo zoccolo, l'unghio, la parte dura, all'interno troviamo una cartilagine, che è questa qui. Questi ingredienti sono una parte della classica insalata palermitana, perché ci andrebbe inserito humus, per esempio, che è la parte del muso, del naso del bovino. Tutte queste parti vengono comunque lessate in maniera tradizionale in acqua aromatizzata con sedano, carote, cipolle, volendo anche qualche patata, portate a bollore e messe giù tutte quante insieme. E dopo un'oretta e mezza, massimo un paio d'ore, dipende dalla grandezza, sono cotte. Le cacciate fuori, le sciacquate in acqua fredda e le tagliate a pezzettini per come vedete qua. Io le ho già prese e già fatte per evitare di perdere tempo e adesso vi faccio vedere come assemblerò, perché torno a ripetere e sottolineo più volte, è la mia versione dell'insalata palermitana, perché ho tolto qualche ingrediente e ne ho inseriti altri. Adesso, fatta questa piccola spiegazione, così sapete bene di che cosa si tratta, andiamo direttamente ad operare e quindi a realizzare questa ricetta semplicissima, ma veramente le lavorazioni. Io comincio a pulirmi parte di questa ringa, che come dicevo è una ringa affumicata, e cominciamo ad assemblare questa ricetta. Quindi, come vedete, è molto semplice, però magari qualcuno si fa trarre in inganno nel pensare che, ovviamente nel pensiero comune, c'è che le insalate sono dei piatti leggeri. Io vi ricordo, Campalemi, leggero, c'è solo qua. Fatta questa battuta, che poi tanto battuta non è perché è alla fine la verità, che è un'insalata gustosissima, ma ovviamente non è leggera. Mi vado a prendere un filetto della mia ringa affumicata, profumo che fa, ragazzi. Eccola qua. Il resto lo vado a mettere, la privo della pelle. La pelle si toglie con molta semplicità, come vedete. Tolgo la parte dello stomaco perché sinceramente non mi piace, mi tengo tutto quanto il filetto. Taglio a tocchettini e inserisco all'interno di una bolla. Trasferisco pure la nostra mascella, un masceddaro e un calcagnolo. Pulito il tagliere, mi vado a pelare le carote. Per esempio, una variante interessante che però a me non fa impazzire, ma a chi piace la può tranquillamente adottare, è quella di inserire l'insalata giardiniera, quindi carote, sedano, tutte cose messe lì sotto aceto. Le cipolle, è una tipologia di insalatina che per questa preparazione non gradisco molto, però c'è chi piace, quindi perché no? Poi, come dico sempre, è sempre un gusto del tutto personale. Questa è una mia versione dell'insalata palermitana, sicuramente ce ne saranno altre versioni altrettanto buone o addirittura pure più buone. Io vi presento la mia, poi ognuno faccia chi vuole. Andremo semplicemente a tagliare a rondelline. Le carotine le andiamo a mettere anch'esse dentro la bolla. Inserisco olive verdi nocellara e mi vado a pulire il sedano. Quindi mi ricavo la parte più tenera, con i gambi più lunghi magari ci faccio un bel brodo, ma la parte più tenera, quindi il cuore del sedano, adesso me lo pulisco, me lo taglio anch'esso a tocchettini e lo inserisco in bolla. Inserito pure il sedano, passiamo all'altro ingrediente, il finocchio. Lo priviamo dalla parte superiore, tagliamo in due, cerco di ricavarne la parte ovviamente più tenera, quindi levo la parte esterna
e lo taglio sottilmente. Se non ce la fate con un coltello, fatevi tranquillamente aiutare da uno chef, no? Sei babbiano, sto scherzando. Potete usare tranquillamente una mandolina. E solitamente a casa, diciamo, tutti quanti abbiamo una mandolina. E la inserisco sempre all'interno della nostra bolla. Granate un po' con le mani. Che spettacolo. Sì, decisamente un'arancia ci sarebbe stata bene. E vabbè, fate finta che ho inserito un'arancia, ma è venuta così adesso e non ce l'ho, se no li avevo inserita. Faccio un altro finocchio. Perfetto, praticamente la nostra insalata è già pronta. Devo soltanto condirla, sale, olio, quello buono, mi raccomando. Non risparmiate sull'olio assolutamente, generoso. Un po' di pepe grattugiato al momento. E chi mano belle pulite, andiamo a usarle come posate. Perché, ragazzi, le mani in cucina si usano, si devono usare. L'importante è che siano ben pulite. Ah, che profumo che esce. Adesso, frigorifero almeno una notte deve riposare perché i sapori, i profumi, i sentori devono accorparsi tra loro, quindi hanno bisogno di almeno di una notte per stare abbracciati vicini vicini e l'indomani la potrete gustare e vedrete che cosa sarà. Non ve ne pentirete assolutamente, è una delle insalate più buone che io abbia mai mangiato. Trascorsa una notte in frigorifero e i sapori si sono sposati ed uniti tra loro, un ultimo consiglio, ed è quello di procurarevi un pezzo di pane chiddo serio, fatto magari con forno a legna, a lievitazione naturale, facete chiddo che volete, perché è un pane di alta qualità, perché alla fine la scarpetta è d'obbligo. Come diciamo un panemmo, sa fare per suvicchiaria, cioè necessariamente si deve fare la scarpetta, perché sarà una di quelle scarpette al bacio. Adesso, conclusa la ricetta, passiamo all'assaggio appunto. Bella madre!